Luciano. Pesce. Assessore del comune Di Venezia, però non ho capito che è. Felice, mi dai la penna? Vicino a me, sempre vicino a me devi stare tu. Ok, ma tu sono l'ultimo a cui ho salutato, ringraziato. Buongiorno a tutti, ben arrivati qui al Salone Nautico di Venezia. Oggi vi presentiamo il 12° rapporto nazionale sull'economia del mare, poi vi dirò chi presenta. Iniziamo però con i saluti del presidente di Astonautica Venezia, Marino Masiero, che dà appunto il benvenuto ai nostri ospiti. Grazie, buongiorno. Vi do il benvenuto a Venezia con una punta di orgoglio in più quest'anno per questo salone splendido che vedrete meglio oggi se c'è il sole, ma sicuramente domani e dopodomani. Il salone sta crescendo in maniera importante, è una scommessa e una sfida voluta dal sindaco Brugnaro. Qualcuno in più occasioni in fase di apertura del salone ha dichiarato che oggi è il Brugnaro Day, perché è una cosa che ha voluto il sindaco in maniera forte. Ci troviamo di fronte a sfide sempre più importanti. Sulla nautica abbiamo le nostre in casa, ne abbiamo delle altre a livello nazionale. Cosa più, oculata di quella di fare analisi di quello che c'è, di che cosa siamo, di quanto produciamo, di come lo produciamo, di dove lo produciamo, di che cosa vogliamo fare dei nostri porti, dei nostri servizi. Senza un'analisi approfondita di quello che è il dato, non si può pensare di fare oggi impresa, né progetto, né sfida responsabile. Ecco, oggi ci troviamo con chi ci porta il dato. È stata per me la prima volta qualche anno fa, quando ho conosciuto Antonello Testa all'Istituto Tagliacarne. Sì. L'Istituto Tagliacarne è stata una grande sorpresa, che non conoscevo il lavoro di questa importante università del dato, e quindi grazie, vi do il benvenuto e vi auguro buon lavoro. Grazie Presidente Masiero. Adesso darei la parola al Presidente di Astonautica Italiana, Giovanni Acampora. Questo report noi lo presentiamo ufficialmente, noi, nel senso che c'ero anch'io, ma lo presenta lui ufficialmente al Blue Forum di Gaeta, che era il Summit nazionale sull'economia del mare che si è tenuto ad aprile, e qui a Venezia ci portano sempre appunto un focus per quanto riguarda la nostra regione del Veneto. Per cui do la parola appunto al nostro Presidente, che non solo è Presidente di Astonautica Italiana, ma della Camera di Commercio di Frosinone Latina e di Sicamere. Giovanni Acampora, prego. Grazie a tutti, grazie a Elena, grazie a voi. Come ogni volta devo dire che mi sento a casa, perché insomma stare insieme a Luciano, a Marino, a Antonello, a voi. Oggi abbiamo anche l'amico Taucci, il presidente del porto di Pescara, della Marina di Pescara, insomma con tanti grandi amici in questa località straordinaria che è Venezia, che è quella città antica proiettata verso il futuro, quindi è una città che offre delle prospettive e delle traiettorie che noi come Astonautica Italiana abbiamo necessità di intercettare. E domani ci sarà
l'importante convegno sulla sostenibilità e sulla transizione energetica. Sarà che una, tra l'altro, delle, ecco, come ho detto, delle peculiarità su cui Assonautica Italiana insiste anche nel suo percorso, e devo dire io con molto piacere, e lo sa bene l'amico Presidente Masiero, abbiamo proprio dato la delega a Marino Masiero su questo tema, perché è di questa città, una città fragile, una città forte allo stesso tempo, una città che ha resistito, una città che ha fatto la storia e la cultura della nostra nazione. La nostra nazione che è una nazione marittima, una nazione che, come voi tutti sapete, ha il 34% della popolazione che vive a poche miglia dalla costa. Io sono stato con Luciano pochi giorni fa, anzi, a San Marino. Loro non hanno lo sbocco al mare, ma in realtà sono a pochissime miglia dalla costa. Allora una città, una nazione che ha quasi 20 milioni di abitanti, che vivono così vicino, e ecco anche località che stanno molto in prossimità della costa, fanno a pieno titolo parte dell'economia del mare. Questo l'abbiamo detto con molta chiarezza, anche la Repubblica di San Marino, per esempio. Oggi siamo qui a presentare il 12° rapporto sull'economia del mare. È una delle migliori pratiche, non lo dico in inglese perché non mi piace, una delle migliori pratiche riconosciute anche in Europa. E questo ci riempie di orgoglio, perché è un'iniziativa che è nata dalla mia Camera di Commercio, nostra Camera di Commercio, insieme ad Ossermare, abbiamo qui il coordinatore strategico nazionale, Antonello Testa, Informare, la nostra azienda speciale, e con l'Istituto Tagliacarne, che è una delle eccellenze, e mi piace sottolineare quello che ha detto Marino, l'università del dato. Guardate, devo dire, Marino è come al solito geniale, forse perché sei di queste parti, no? Voi veneziani siete anche un po' geniali rispetto a queste diciamo, innovazioni. L'università del dato, perché non solo è preso a riferimento anche dai rapporti della Commissione europea, ma è preso a riferimento da tante realtà regionali, da tanti istituti di ricerca. Quindi permettetemi di dire che io sono estremamente orgoglioso di questo rapporto, che ormai è consolidato, che è un rapporto che ci dà la dimensione strategica, come diceva il Presidente Marino. Oggi non si può fare nulla se non conosciamo dati, se non capiamo dove va. Ecco, qual è la rotta che dobbiamo impostare? Vedo il comandante. Dobbiamo impostare una rotta, dobbiamo sapere dove andiamo, che mare incontriamo, che venti incontriamo. Ecco, e tutto questo è l'osservatorio, è quello che fa l'Istituto Tagliacarne, Ossermare e la nostra azienda speciale, e ci darà dei numeri estremamente importanti, che io non vi anticipo perché sennò Antonello gli tolgo, diciamo, la ciccia che è quella importante. Oggi, ripeto, è focalizzato sul Veneto, ma a livello nazionale abbiamo dati consolidati sull'economia del mare che si attesta come, diciamo, componente diretta oltre 54 miliardi di euro, mi sembra, no? Poi tra l'indiretta, aggiungendoci il famoso moltiplicatore, ma poi lo dirà lui, non ti tolgo nulla, arriviamo a cifre veramente impressionanti, ma poi considerate che abbiamo 224.000 imprese che lavorano nel settore dell'economia del mare, quasi 1 milione di occupati, insomma è una realtà importante. Devo dire che 15 anni fa, noi come sistema camerale è 15 anni che lavoriamo su questo tema. Io mi ricordo sempre, lo dico molto spesso questo fatto, che quando oggi parliamo di economia del mare vedo tanti che ne parlano quanto noi, ma noi eravamo da soli, 15 anni fa, quando parlavamo di economia del mare, no? Eravamo da soli, c'era il deserto. Oggi ne parlano tutti, ma questo è un fatto positivo, perché noi siamo per la condivisione dei risultati, siamo per la cooperazione negli sforzi per raggiungere l'obiettivo. E allora è bene che questi dati vengano trasmessi gratuitamente a tutte le realtà, alle associazioni, lo sa bene Assonat, perché possano attingere e mettere in campo le proprie strategie, diciamo, di sviluppo di questo settore. Allora, oggi siamo qui, io vi ringrazio davvero tanto e voglio complimentarmi con gli organizzatori di questo salone, sempre devo dire, tra l'altro, te lo dico, ho visto Doria, e noi dobbiamo essere ancora dall'anno prossimo, l'abbiamo fatto questo ragionamento, più partecipi in questo salone che sta diventando veramente un'eccellenza. Poi in una città come quella di Venezia, come ho detto prima, come ci dirà bene l'assessore nei suoi saluti,
che unisce, ecco, la fragilità di un ecosistema che deve essere salvaguardato con lo sviluppo delle attività imprenditoriali, perché noi dobbiamo viaggiare di pari passo rispetto a questi temi. E allora io non posso far altro che dirvi grazie per averci ospitato, grazie perché ogni anno siamo qui con voi, cercando di dare il nostro contributo, che guardate, vi garantisco, ve lo dico a titolo personale, ma credo di poter trovare la condivisione, vedo tanti amici presidenti di Astronautica, Andrea, Paolo, ma noi dobbiamo insistere di più su questo salone perché è un salone importante, dobbiamo assistere ancora di più a Astronautica Venezia perché fa degli sforzi incredibili, devo dire Marino ed Elena sono straordinari come voi tutti sapete, per cui grazie a voi di averci voluto ancora una volta al vostro fianco con la garanzia che lo saremo anche negli anni a venire. Grazie. Come vedete ho letto tutto. Ringrazio il Presidente Acampora e io a mia volta invece, come sapete, le astronautiche comunque nascono in seno alle Camere di Commercio, per cui mi sento di dire grazie alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che è la nostra Camera di Commercio, che tra l'altro comunque sostiene fortemente questo salone ed era giusto ricordarla. Io adesso invito qui l'assessore Elisabetta Pesce del Comune di Venezia per appunto un saluto da parte del Comune. Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti a Venezia, ma soprattutto benvenuti a questa quinta edizione del Salone Nautico. Porto a tutti voi i saluti del nostro sindaco, del mio sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. È vero, è stata una visione, è stato un sogno ed è stata una realizzazione per arrivare oggi a questa quinta edizione. Sono stati partiti le prime edizioni anche con le difficoltà, ma oggi siamo fieri e onorati di ospitare molte eccellenze anche del nostro territorio. Venezia è una città lagunare, Venezia non poteva non avere un salone nautico. Noi abbiamo le origini della Serenissima, amiamo il mare e siamo nati e cresciuti nella nostra storia nel mare. La location direi che non poteva essere quella migliore, l'Arsenale di Venezia, e quindi veramente è un orgoglio per noi avervi ospiti, è un orgoglio per noi avere oggi questo magnifico Salone Nautico 2024. Quindi un ringraziamento a tutti voi. Ringrazio l'assessore Pesce. Adesso chiamerei qui per un saluto. Si parla di economia del mare, quindi il presidente di Assonaut, quindi parliamo dei porti d'Italia, Luciano Serra. Grazie. Tutte le volte il presidente mi passa il foglietto per vedere se ha dimenticato qualcosa, lo leggo in maniera... però ha detto tutto, ha detto 3 parole, è il presidente di Assonaut. No, io riparto dall'ultima frase, cioè dell'importanza dei dati. No? Noi conosciamo tante volte i dati, ma non li conosciamo in maniera pratica, in maniera reale. Dopo 15 anni credo che quello che ci viene fornito annualmente sia un riferimento importante. Noi come portatori di partita IVA, come aziende, come coloro che stiamo sul pezzo, in questo caso sul mare, dobbiamo trarne vantaggio. A questo però abbiamo avuto in questi anni anche la possibilità non solo di apprendere, ma anche di far parte di un sistema che ha cominciato con fatica, assessore, a collaborare, perché siamo tutti un po' campanilisti, siamo tutti un po' italiani, no? Tanti comuni, però questo settore deve far squadra e questa squadra deve essere sempre più unita. Cosa mi riferivo? Mi riferisco al piano del mare, che già ha acquisito alcune delle nostre richieste e ci ha consentito di migliorare, ma certamente l'ha percepito il Ministro e i suoi collaboratori proprio in virtù di questi dati che ci dicono che la nostra economia del mare, dalla parte del diporto, è un'economia in crescita, ma è un'economia sana, è un'economia che cerca semplificazione. Domani ne parleremo appunto per la sostenibilità e quindi il mio augurio è quello sempre di continuarci a vedere con dati positivi, come sembra che anche per i prossimi anni siano positivi proprio perché l'industria ha recepito tantissimi ordini. Noi abbiamo solamente voglia di lavorare con una normativa semplice, sburocratizzata, che valga dall'Alpe alle Piramidi, non valga per il Veneto o valga per la Sicilia, ma valga per tutto il territorio nazionale. Quindi un augurio, un ringraziamento
Astronautica di Venezia. Certo, giocare in questo ambiente, mi permetto di dire, è come giocare senza partita. Allora io, per farmi un po' più grande, ora lo dico così come battuta, tanti anni fa ero presidente sul concorso del consorzio che ha restaurato gli affreschi del Duomo di Firenze e si fece una grande bella figura, ma dopo mi chiamarono perché si fece il restauro dei cavalli di San Marco. Quindi io sono legato anche a Venezia per questo, non tutti l'hanno fatto e quindi io me ne vanto. Grazie. Grazie Presidente. È solo quasi per questo che la invitiamo ogni anno. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi il rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia, quindi invito qui con noi il capitano di fregata Daniele Fonzo. Prego, a lei la parola. Salve a tutti. Io innanzitutto vi mando i saluti dell'ammiraglio Filippo Marini, che è il comandante della Capitaneria di Porto e Direzione Marittima di Venezia, che immaginerete in questi giorni è insomma, impegnatissimo come tutti. E, diciamo, quindi, proprio ieri sera alle 8 ci siamo sentiti, mi ha chiesto se lo potevo sostituire, perché abbiamo il vice comandante generale qui. Che dire, io sono a Venezia da non molti anni, perché noi voi sapete che giriamo molto. Io da questa città sono rimasto folgorato perché secondo me è l'essenza assoluta della bellezza. Ogni angolo di questa città è veramente meravigliosa e quindi insomma credo che sia la sede migliore per fare un'iniziativa del genere, anche perché poi anche come economia sappiamo bene che insomma Venezia nasce sul mare, è stata una delle più grandi economie marittime della storia e quindi credo che non ci sia una sede più diciamo, qualificata per poter parlare di mare. Per quanto riguarda la Capitaneria di Porto, voi sapete che forse noi siamo l'istituzione in assoluto che è più legata al mare, perché al di là dei vari aspetti noi abbiamo una quantità infinita di competenze in ambito marittimo. Quelli che lavorano diciamo, a stretto giro con noi nell'ambito della nautica, della marittimità, sanno perfettamente che noi siamo lo sportello unico del mare dal 1865. Oggi se ne parla tanto, ma noi lo facciamo da sempre. Quindi in realtà diciamo, è un compito che noi svolgiamo in maniera veramente totalizzante e quindi noi siamo sempre, come dire, in prima fila per cercare di dare il nostro contributo e un po' anche perché facciamo i comandanti dei porti e quindi comunque conosciamo bene l'aspetto e l'importanza della logistica, per cui diciamo che il nostro compito è quello di continuare a fare fino a prossimi 200-2000 anni, quelli che saranno, quindi insomma, grazie di tutti. Grazie mille al capitano, ha citato appunto il comandante della Capitaneria, Filippo Marini, che comunque noi avremo il piacere e l'onore di ospitare domani al convegno sulla transizione, quindi domani mattina alle 10 lui sarà con noi. Io adesso direi che sarebbe il momento, lo facciamo dopo o facciamo adesso parlare Antonello? No? So che ci sono altre persone che devono fare dei saluti, io darei però la parola al protagonista di questo momento, che è Antonello Testa, responsabile e coordinatore di Ossermare, che appunto attraverso Union Camere, l'Istituto Tagliacarne, ci presenterà i dati, in questo caso un focus sul Veneto, del report, appunto ormai siamo alla 12ª edizione, dei dati sull'economia del mare. A te Antonello. Grazie Elena. Benvenuto a tutti. Il Presidente già anticipato perché insomma 15 anni fa siamo partiti no? Insieme al sistema camerale, alla Camera di Commercio come osservatorio a parlare di economia del mare. Io parto da un dato, mi piace partire perché io ricordo quando partimmo 15 anni fa, iniziammo a studiare l'economia del mare perché ci facemmo una domanda: cos'è il mare per noi? Cos'è il mare per il nostro territorio? Beh, lo dicono quei numeri lì. Parliamo di una nazione che ha 7.600 km di costa libera, qualcuno sa 8.300, dico libera perché altrimenti qualcuno potrebbe correggermi, che ci pone al secondo posto in Europa subito dopo la Grecia, ma al primo posto quando andiamo a fare il rapporto superficie-coste. L'Italia per ogni ha praticamente 1 metro per ogni 25 chilometri di area, di territorio, e ci pone di gran lunga al primo posto in Europa, dopo di noi c'è la Spagna, la Francia, la Svezia e così via. Ma altri sono dati importanti che ci hanno spinto a studiare l'economia del mare. Lo diceva prima il Presidente, noi
siamo una nazione dove il 34% della popolazione vive nelle aree costiere. Sono ormai 2 anni che analizziamo l'economia, andiamo a studiare, andiamo a perimetrare il nostro studio in maniera omologa a quella europea. Prima analizzavamo esclusivamente i comuni litoranei, oggi analizziamo anche le aree costiere, cioè quei comuni che pur non insistendo direttamente sul mare, ma che hanno almeno il 50% del territorio in un raggio di 10 km del mare. Il Presidente faceva l'esempio per esempio di San Marino. Perché? Perché aveva ragione l'Europa, ci siamo resi conto che tantissimi territori vivono di economia del mare, pur non insistendo direttamente sul mare. Su queste aree, le vedete tratteggiate in blu e in verde, viene prodotto il 31% di tutto il PIL nazionale. Cioè non solo abbiamo il 34% della popolazione, ma la maggior parte, 1/3 di tutta la ricchezza nazionale viene prodotta qui, in quelle aree. 357 abitanti per chilometro quadrato a fronte di 160 delle altre, cioè ci rendiamo conto quanto insomma questo mondo contribuisce alla ricchezza nazionale. Poi c'è da dire un altro aspetto che è fondamentale. L'Italia è un hub naturale, no? È un territorio che si spinge nel Mediterraneo, questo mare che, pensate, rappresenta l'1% di tutti i mari, di tutti gli oceani mondiali, ma dove transita il 20% del traffico marittimo, dove transita il 27% del traffico petroliero e il 30% del traffico container. Cioè, capiamo perché il Mediterraneo ha assunto nei secoli e continua ad assumere quella leadership geopolitica che gli compete. E l'Italia, che è al suo centro, con tutte quelle peculiarità, è chiaro che ne ha una responsabilità quantomeno geografica, ma anche storica, ma lo vediamo in tutti i processi, insomma tutte le dinamiche, in qualche modo l'Italia è coinvolta. Questo è l'aspetto che ci ha spinto, che ci spinge. Dopodiché abbiamo iniziato a decidere come perimetrare, cosa andiamo a studiare. Abbiamo introdotto tutte le 7 filiere, ci sarebbe l'8ª, cara al Presidente, che me la ricorda sempre, però gli ho promesso che l'altro anno la mettiamo, che la dico, è quella che riguarda la ricchezza storico-culturale che insiste sulle nostre coste. Noi, ahimè, l'abbiamo esclusa, però gli ho promesso che da quest'anno la studieremo. Quali sono? La filiera ittica, la movimentazione di merci e passeggeri, industria dell'estrazione marina, attività sportive e recreative. In quelle attività sportive e recreative ci sono anche stabilimenti balneari e tutto ciò che è ricreazione, che è sportività, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca e regolamentazione. Cosa ci dicono queste 7 filiere che compongono l'intero mondo dell'economia del mare e che era difficile far comprendere all'inizio? Il Presidente l'aveva detto. Quando noi parlavamo di economia del mare, molti ci chiedevano che cos'è, perché non si capiva. Quando si parla di economia, oggi è chiaro a tutti, parliamo di quel mondo lì, di quelle 7 filiere, studiamo quanto producono, quanta ricchezza producono quelle 7 filiere, ma all'epoca molti non lo sapevano. È diventata negli anni, è stato detto ormai una buona prassi, no? L'Europa nel suo Blue Economy Report prende sempre a riferimento il nostro prima di farlo ogni anno. E che cosa ci dicono i dati? Oggi io darò un'anticipazione perché il vero rapporto, il 12° lo presenteremo a Roma a metà luglio, quindi darò un'anticipazione. Quando parlo di valore aggiunto, quei dati sono dati vecchi, ma io un po' ve li aggiorno, non ve li dico proprio esatti, però ve li aggiorno, intanto vi faccio capire una tendenza. Lì vedete che il Veneto ha in valore assoluto 3,4 miliardi di ricchezza prodotta direttamente da questo mondo, dall'economia del mare, contro un 52,4% di quella nazionale. Quel dato è anacquato perché a Gaetano avevamo detto parliamo di 59 miliardi. Vi posso dire che sta ancora crescendo, quindi a luglio quando daremo dati è un dato ben più grosso, ben più forte. In Italia rappresenta il 3,3% della ricchezza prodotta, nel Veneto il 2,3%, quindi dovete fare uno sforzetto in più perché siete un po' sotto media. Questo è un incentivo, non vuole essere un richiamo, un incentivo a fare di più. L'occupazione è stato detto quasi 1 milione, parliamo di 914.000 occupati in Italia, 58.881 nel Veneto che rappresentano il 2,6%. Vedete i dati, lo scostamento, il valore aggiunto è cresciuto nel biennio 2021-2020 l'11,2%, quello è il biennio della pandemia, si capisce da sé che è un biennio dove c'era una crescita forte, ma vi assicuro che il dato che daremo sarà ancora più forte di questo, quindi sta crescendo. Notiamo invece una contrazione delle imprese. Il dato imprese è il dato ultimo, 31 dicembre 2023, dato Infocamere, per noi è facilmente reperibile, quindi è un dato che vi diamo certo.
Nel Veneto ci sono 4.406 imprese che rappresentano il 3,1% di tutte le imprese del Veneto, 228.000 circa in Italia, erano 228.000 l'altro anno, quest'anno sono 227.975, ma come vedete c'è una diminuzione dello 0,1%, qui c'è una contrazione. Si potrebbe spiegare in questi termini, cioè le imprese sono cresciute dopo la pandemia, perché dovevano colmare un gap. Nel 2020 c'è stata una moria di imprese, quindi nel 2021 e 2022 sono cresciute a dismisura. È chiaro che nel 2023 c'è stato un piccolo regresso, però come vedremo analizzando i 4 anni, che sono quelli che vanno, perché un anno non fa riferimento logicamente, vedremo che invece il numero delle imprese continua a crescere. Nel Veneto anche le imprese sono calate dell'1,1% contro l'1% di tutta l'economia veneta. Come si posiziona a livello nazionale? Vediamo che come moltiplicatore, quando parliamo di moltiplicatore è quello che diceva prima il Presidente, cioè ogni euro che questa economia produce, quant'altra ne induce, cioè a monte e a valle, parliamo del cosiddetto indotto, nel Veneto un euro produce un altro 1,9 euro di economia indotta, che lo posiziona al 4º posto in Italia, quindi voglio dire, è una posizione importante. E qui lo vediamo, poi il moltiplicatore lo andiamo a definire, vedete che su 3,4 miliardi di economia diretta ne produce altri 6,6, quindi quell'1,6, che portano a 10,1 miliardi il totale dell'economia del valore aggiunto, la ricchezza prodotta, che contribuisce quasi per il 7% sulla ricchezza di tutto il Veneto. Quindi, voglio dire, è un'economia forte, è un'economia importante, non solo a livello nazionale, dove quel dato è superiore al 9%, ve lo anticipo, non vi dico quanto è preciso, ma è superiore al 9%, ma anche nel Veneto col 7% si capisce che l'economia del mare è un'economia che si fa spazio, che si fa largo. Ora andiamo nella vostra provincia, entriamo più nello specifico, Venezia, così vi facciamo più contenti. Valore aggiunto della vostra provincia, 2,1 miliardi. Vedete quando è più alto rispetto alla media del Veneto l'incidenza sull'economia nazionale, cioè su tutta l'economia della provincia di Venezia, l'8,5 viene da questo mondo. Cioè l'economia del mare contribuisce alla ricchezza di tutta la provincia per l'8,5, quindi è un dato importantissimo. Dà occupazione oltre 41.000 persone, 41.575, che fanno l'11,6% della ricchezza di tutti gli occupati della provincia. Le imprese, con oltre 9.000 imprese, rappresentano il 12,4%. Quindi voglio dire, è un contributo forte, importantissimo. Se pensate ai vari settori, questi settori economici che possono insistere sul territorio, l'economia del mare, se non è la prima, ma insomma è tra le più importanti. Quindi è un'economia molto forte che abbiamo visto negli anni continua a crescere, continua a dare segnali di crescita importanti e quindi va studiata, va tenuta in considerazione, ma sulla quale vengono fatti dei giusti investimenti. Tanto è vero che uno degli sforzi che stiamo facendo è proporvi, dopo la presentazione del rapporto, una Trend Academy, cioè una tendenza di quello che sarà. Oltre a vari studi stiamo collaborando con altri istituti, proprio perché gli investitori, il decisore politico, chiunque si approcci a dover fare degli investimenti sull'economia del mare, deve sapere non solo la foto, cosa ho, ma cosa mi aspetto. È importante, pensate a un imprenditore che volesse fare gli investimenti in un settore particolare, ecco perché stiamo facendo questo ulteriore sforzo. Qui abbiamo fatto un piccolo grafico per farvi vedere quanto siete bravi. Prima vi ho un po' stimolato, ora vi dico che siete bravi però. Perché? Quando noi andiamo a fare il rapporto e l'incidenza sul valore aggiunto dell'economia del mare, vedete qui abbiamo fatto un grafico, no? dove vediamo quelli che si posizionano a sinistra, sotto, se vedete Venezia è nella parte destra, quindi nella parte positiva in alto. Quindi questo fa sì che chi legge quel grafico capisce immediatamente che Venezia è una delle province, anzi la provincia, insieme a Genova, che si contende con voi il primato, che tende ad avere una crescita sull'incidenza sull'economia globale molto, molto più forte. Top 10, quali sono le 10 province per valore aggiunto all'economia del mare? In valore assoluto Venezia si pone al 5° posto, che all'interno del Veneto, parliamo di valore aggiunto, quindi ricchezza creata, produce il 60,6%, cioè tutta la ricchezza creata dall'economia del mare nel Veneto, il 60,6% viene prodotto da Venezia,
facendo il rapporto sull'incidenza sull'economia, vi ricordate quell'8,5 che dicevo prima, si posiziona al 7° posto, però insomma è comunque tra le prime 10 d'Italia, sempre in posizione di vertice, così come se andiamo a vedere il numero di occupati, 41.575, praticamente quasi il 71% di tutti gli occupati del Veneto, dell'economia del mare, lavorano in provincia di Venezia, è al 4° posto a livello nazionale e come incidenza scende sempre al 7° con valori importanti, 11,6. Pensate che a livello nazionale la media è intorno al 10%, in questo caso siete sopra media, il numero delle imprese e qui addirittura siete sul podio. In valore assoluto siete terzi. Come vedete, dopo Roma e Napoli, Venezia è la terza provincia d'Italia per numero di imprese con 9.426. Anche nel Veneto, anche il numero di imprese, la stragrande maggioranza, cioè 65,4%, sono nella provincia di Venezia e questo grafichetto qui sotto vi dà la misura dell'importanza delle imprese per l'economia del mare della nostra provincia. Qui noi vediamo l'Italia, no? E vediamo che è successo dal 2019 al 2023, ecco i 4 anni che vi dicevo. Il numero di imprese passa come incidenza, parlo su incidenza sulle imprese di tutta l'economia nazionale, passa dal 3,6 al 3,8. A Venezia dal 12,1 al 12,4, quindi non solo stiamo ben oltre sopra la media, quindi sopra a quel 3% nazionale, ma addirittura cresce dello 0,3%. Quindi voglio dire, ecco perché dicevo il dato di un anno non è significativo, ma bisogna interpretare nei 4 anni, un periodo più lungo, perché in quei 4 anni, poi 2019, 2022 e 2023, abbiamo la pandemia, abbiamo avuto le frizioni che sono successe nel Golfo, le varie guerre e quant'altro, quindi è chiaro che dobbiamo vedere un periodo più ampio. E questo periodo più ampio ci dice proprio che è un'economia molto resiliente, un'economia che cresce, che si fa spazio, è un'economia di cui tutti dobbiamo iniziare. Ormai lo stiamo facendo, insomma, la politica ne ha preso atto, no? Per la prima volta abbiamo il Ministero del Mare, il Presidente fa parte di un tavolo di esperti, dei tecnici, giusto Presidente, del Comitato Interministeriale, il Piano del Mare tiene conto, prende in considerazione il nostro rapporto e quindi ormai, diciamo, grazie a questi dati ci vantiamo, insomma, questo piccolo privilegio di aver sensibilizzato l'opinione pubblica nazionale e non solo, nel far capire quanto questa economia sia un'economia importante. L'ultimo dato che vi voglio dare, uno spaccato femminile, perché studiamo queste 3 tipologie? Intanto perché studiare l'imprenditoria femminile nell'economia del mare andiamo a capire quando si diversifica. Un'economia monosesso diventa un'economia sterile, un'economia che non si illumina, no? Invece quando vediamo che le donne, che a Venezia sono 1569 le imprenditrici donne, nel Veneto 2740, e rappresentano sull'economia del mare il 16,6% a Venezia e il 19% nel Veneto, sul totale dell'economia delle donne che rappresentano l'economia del mare il 20,4%, siamo in linea con il Veneto, abbiamo però, come vedete, una piccola diminuzione, no? Come è successo sul dato intero, anche qui, anche sull'imprenditoria femminile, abbiamo una piccola riduzione. Quella giovanile, questo invece è un dato che c'è un po' qualche segnale negativo potrebbe darlo, perché i giovani sono il futuro. Se vediamo un'economia giovanile, imprenditoriale che cala, potrebbe questo indurci a pensare che è un'economia che stia rallentando. Diciamo che i giovani nell'economia del mare purtroppo non sono così tanti, no? Noi quando parliamo di giovani nell'economia del mare parliamo di quelle imprese il cui capitale di controllo è affidato a giovani che hanno meno di 35 anni, però dall'altro lato vediamo che c'è un'imprenditoria straniera che sta aumentando. L'imprenditoria straniera va considerata per lo studioso alla pari del giovane, non è un'economia che entra, quindi è un imprenditore che entra. Ecco, anche questo dato, come vedete, è un dato che sta crescendo fortemente ed è un dato forte perché già se prendete la differenza tra i giovani 687 e 1054 di stranieri a Venezia, vedete che comunque è un'economia. Certo, il fatto che i giovani diminuiscono ci preoccupa, però è pur vero che ancora alla fine noi possiamo concludere come abbiamo iniziato, che questa è un'economia tutto sommato forte, tutto sommato resiliente e che sempre di più si farà spazio nel panorama economico nazionale. Grazie. Grazie mille Antonella Testa, sempre preciso, chiaro, ormai sono anni che ti seguo e quindi non solo sui dati nazionali ma di ogni regione, anche Venezia, il Veneto in particolare Venezia sia sul podio come dati, quindi siamo ben contenti noi di questi
risultati. Io adesso passo di nuovo la parola al mio Presidente nazionale, perché appunto voleva fare saluto anche ad altri ospiti qui presenti. Prego. Ovviamente seguirò pedissequamente. Allora, tanto grazie della partecipazione. Nel frattempo che è iniziato con questa sessione di lavoro così importante, sono arrivati altri amici e io mentre ne parlavo col Presidente Marino, mentre vedevo quelli che arrivavano, intanto ringrazio il Vicepresidente Vicario di Astronautica, Francesco De Filippo, che è qui con noi. Ciao Francesco. E mi dimenticavo che questa città non è una città soltanto bellissima, che ha un patrimonio storico e culturale meraviglioso, ma è una città anche estremamente romantica. E allora devo dire che io voglio fare un grande applauso al nostro segretario generale, che preso da questa bellissima città è arrivato segretario generale, ce l'ho con lei, quindi ex segretario generale di Astronautica Italiana, che è arrivato in ritardo ovviamente, nel mentre tutti i presidenti di Astronautica erano qui. Grazie per la sua partecipazione, segretario. E colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa importante. Questi dati che sapientemente Antonello in ogni situazione di questi mette in campo, li discute con sapienza e con dovizia di particolari, fanno parte del nostro DNA, ma che noi sappiamo Astronautica Italiana non è un'associazione, questo lo diciamo sempre, è diciamo, parte integrante del sistema camerale. Ben altre sono le associazioni, c'è Assonat, Assomarinas, avevo visto qui Perocchio, il presidente Perocchio. Noi dobbiamo condividere ed essere inclusivi. Allora, siccome voi tutti sapete che noi facciamo una manifestazione molto bella, me lo dico da solo, che è il Blue Forum Italia Network, che facciamo ogni anno a Gaeta, e allora abbiamo avuto quest'idea con l'organizzazione, con la mia Camera di Commercio, con l'azienda Informare, con Ossermare, di esportare parte di questo modello, e dell'anno prossimo incominceremo in tutti i saloni nautici, a partire, ecco, e qui colgo l'occasione di ringraziare l'amico Presidente Taucci della Marina di Pescara, a cominciare dalla Marina di Pescara, per continuare, ecco, come abbiamo fatto qui col Salone Nautico di Venezia, ma andando anche nelle realtà, per esempio a Palermo col Presidente Andrea Ciulla, il Presidente di Astronautica Palermo. Ecco, vogliamo esportare questo modello perché crediamo sia importante condividere questi dati, metterli a disposizione, farli conoscere e esportare parte di questa bellissima idea, iniziativa che i miei collaboratori hanno avuto e che io mi pregio soltanto di metterci la bandierina, che è il Blue Forum, nelle varie tappe. Poi lo faremo anche a Grosseto, dove abbiamo qui il nuovo presidente di Astronautica Grosseto, l'amico Luciano Serra, che insomma un bel applauso per la nuova nomina. Luciano. E quindi inviterei il Presidente Taucci qui con noi, perché insomma siamo stati ospiti del suo salone, è bellissimo, e quindi le passerei un attimo la parola. Prego, Giovanni. Grazie Presidente, grazie a tutti. Innanzitutto grazie a chi ci ospita oggi qui a Venezia. Questa novità, questo bel regalo che ci hai fatto, insomma, mi fa contento, perché io sono Presidente da 8 mesi. Le ultime parole del Presidente erano quelle della rete, dello stare insieme, del fatto che siamo una famiglia. Effettivamente devo dire che in questi mesi ho avuto l'opportunità di testare proprio direttamente questa particolarità, cioè del fatto che le associazioni, sicuramente Astronautica, il Marina il porto turistico di Marina di Pescara è un porto di proprietà della Camera di Commercio. Colgo l'occasione per fare i saluti di Strever, che oggi non c'era, del Presidente, e quindi il significato effettivamente di far parte di una rete, di far parte di un gruppo, al di là di tutte quelle che sono le sfaccettature delle varie associazioni. È importante perché l'economia del mare otterrà un risultato proprio in virtù di questo metodo, che è un metodo unico. Io, che faccio parte anche del mondo associativo, non lo trovo sempre così vivo e non è così facile veramente trovare una condizione di unione per un obiettivo unico. Quindi grazie Presidente, grazie a tutti e buon lavoro a tutti, perché oggi insomma il Salone di Venezia è un salone
ben più importante del salone che facciamo noi a Pescara, ma saremo felici insomma anche qui di tessere dei rapporti ed una rete importante. Grazie. Grazie Presidente, che tra l'altro ci fa piacere che sia qui con noi al Salone Nautico. Ci siamo infilati, giusto, eravamo a Gaeta quando abbiamo chiamato il Salone, abbiamo trovato uno spazio e intanto così abbiamo inaugurato anche la vostra presenza, grazie. E chiamerei qui anche per un saluto Francesco Di Cesare, mi hanno suggerito, non è nel programma, prego. Non ho ancora avuto il coraggio, cioè il piacere di conoscerla, ma mi hanno detto di risposta e turismo, giusto? Esatto, ma insomma non era... È una sorpresa anche per me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Io sono Francesco Di Cesare, sono il presidente di Risposte Turismo. Risposte Turismo è oggi la più longeva realtà privata italiana di ricerca e consulenza nel turismo. È stata fondata nel 2001. Ci occupiamo di turismo in senso lato, ma è una macroindustria come si definisce. Poi evidentemente all'interno abbiamo alcune specializzazioni. Forse quella che ci caratterizza di più riguarda tutti i turismi del mare, quindi il maritime tourism se vogliamo chiamarlo così, e il turismo comunque costiero, quindi andiamo dalle crociere ai traghetti alla nautica, al turismo balneare, agli sport acquatici e così via. Oltre a fare attività di ricerca e consulenza, organizziamo anche 2 manifestazioni nazionali, una internazionale l'altra. Quella nazionale è l'Italian Cruise Day, che è la più importante manifestazione dedicata all'industria crocieristica in Italia. La scorsa edizione, l'ultima edizione, si è tenuta a Taranto nell'ottobre del 2023. Il progetto internazionale invece è l'Adriatic Sea Forum, un progetto tutto dedicato al mare Adriatico per parlare di crociere, di traghetti e di nautica. La prossima edizione si terrà a Ravenna il 24 e 25 ottobre, anzi approfitto per invitarvi tutti, ma se sono qui è per salutare, insomma, naturalmente sempre interessato a questi dati. Ero a Gaeta partecipando proprio alla tavola rotonda durante la quale sono state anticipate alcune di queste evidenze che Antonello ci ricordava su scala nazionale, e poi appunto era per salutare anche degli amici e tutto sommato, come dire, non è un annuncio di chissà quale portata, ma mi fa piacere anche segnalare come il dialogo tra di noi sta andando avanti per un coinvolgimento e una collaborazione anche da parte di Risposte Turismo all'Osservatorio del Mare, al Forum, a tutto questo progetto che merita naturalmente il plauso non solo mio, e così è stato detto. E voglio salutare Felice D'Argenzio, che devo dire da anni mi ha sempre come dire, con grande garbo e con grande gentilezza mi ha sempre chiesto di partecipare, mi ha voluto coinvolgere. Io per impegni e non certo per altre ragioni non ero mai riuscito in passato. Per fortuna ce l'abbiamo fatta e quindi sono sicuro che da adesso in poi le relazioni saranno sempre più solide. Grazie ancora, buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Io chiamo qua il Presidente di Venezia, che fa la chiusura, fa lui i ringraziamenti e che magari farà anche fare un saluto dal nostro consigliere nazionale Paolo Dal Buono. Prego. Vabbè, io comincerei nell'invitare qui Paolo Del Buono e di dedicargli un applauso, perché sono 36 anni quest'anno che porta nel nostro mare Adriatico, partendo la prima regata partì da Venezia, ma lui è, come dire, di Ferrara, è un po' così, per i veneti è un po' meridionale. E sono 36 anni che, pensate, fa il Deus Ex Machina di questa regata non competitiva itinerante, che è una regata che si è svolta anche purtroppo ai noi in tempi di guerra. E allora io credo che non ci sia messaggio migliore nell'andare a unire questa parte del Mediterraneo, la parte orientale del Mediterraneo, attraverso la vela. Quindi lascio la parola a Paolo e poi vi saluto con un piccolo invito. Io resterò sul faccetto perché abbiamo parlato di famiglia. Ebbene, io sono il familiare birichino, perché mentre tutti gli altri confratelli, cugini, parenti si muovono con relazioni magnifiche, io arrivo in barca, signori. Mi avete visto in tutta Italia arrivare in barca con una flotta di tante persone. Ieri abbiamo sfidato i temporali, davano
il diavolo a quattro. Lo abbiamo visto il diavolo a quattro attorno a noi, a Punta della Maestra, su tutte le città costiere, e noi sotto una pioggerellina siamo arrivati qui tranquillissimi. Bene, al di là dell'aspetto faccetto, mi rifaccio all'oratore precedente. Noi da 36 anni visitiamo tutti gli Interland, scopriamo la cultura del nostro territorio, scopriamo delle cose incredibilmente belle che spesso non conosciamo dalla costa stessa. Io ho scoperto i cavalli dorati di Cartoceto nelle Marche, ma sapevamo noi che ci sono i cavalli dorati di Cartoceto, e questi mi sono saltati fuori da un momento all'altro. E così quest'anno faremo una cosa seria, importante, e ne ha accennato Marino. Percorriamo tutta la costa slovena. È l'anno in cui stiamo superando le istanze legate alle foibe, legate a quanto abbiamo sofferto 70 anni fa. In Slovenia mi accolgono con un entusiasmo, con una passione, con un'amicizia che farà un gran piacere, che serva anche questo al nostro paese, ai nostri rapporti umani. Grazie. Grazie. Mi ha fatto molto piacere dare la parola a Paolo, perché Paolo è l'emblema del fare. Vorrei collegarmi ai saluti dell'assessore Pesce proprio su questo tema, con degli esempi, perché anch'io amo essere concreto, poi portare l'esempio di qualcuno che fa. Alcuni porti turistici dell'Adriatico sono nati perché Paolo Dal Buono doveva fare le prime edizioni, è una cosa che non si sa, della sua regata non competitiva, e quindi si è attrezzato con il comune, per esempio di Vieste, ma ce ne sono degli altri, con il primo pontile della storia di quella città. Oggi nel comune di Vieste c'è un porto che ha 400 posti barca e che poi non sono tutti occupati, insomma un po' di problematiche ci sono. Ma chi fa impresa non può non conoscere la difficoltà, e chi fa impresa seriamente la difficoltà la vede come una sfida. E quindi nell'interpretare questa allegoria che vi ho dato oggi, noi siamo protagonisti, grazie all'amministrazione comunale di Venezia, di una sfida. La stiamo facendo, come ha detto il mio presidente, a Campora, insieme. Siamo, capaci di fare squadra. Abbiamo allargato la famiglia di Assonautica Italiana con altre associazioni. Il presidente Serra è l'emblema di chi sa fare associazionismo nella portualità turistica. Le idee camminano sulle gambe degli uomini. Questo salone nautico è l'emblema delle cose che si fanno, ed è questo quello che conta. A questo salone hanno partecipato, pensate, 1000 persone per preparare questo salone, per svolgere le attività tipiche di una fiera nautica che serve a fare commercio, serve a portare idee, serve a promuovere progetti. Andiamo avanti così. E l'impegno che io metto, vedo il collega Santoro del Marina di Pescara, che io metto nel mio piccolo modo di fare impresa, è quello di coinvolgere le persone che stanno vicine, riuscire a creare sistema per promuovere poi che cosa? Si parlava prima di bellezza, poi il lavoro è bellezza, non è bellezza estetica, ma è bellezza perché è benessere, è un benessere diffuso. Noi dobbiamo portare l'economia del mare e del turismo costiero, che oggi, ahimè, non mette, ripeto, sottolineo, non mette a frutto il suo straordinario potenziale in tutta la costa italiana, perché per esempio, qui chiudo, abbiamo il 75% del valore dei beni storici, architettonici, archeologici, monumentali del mondo, e non li conosciamo, ma non li conosciamo neanche noi che siamo sul territorio. Allora una delle figure professionali che stiamo cercando di mettere in piedi con Assonat e Assonautica Italiana è quella del maggiordomo del territorio. Dobbiamo puntare a un turismo di qualità e non di quantità. Abbiamo bisogno di essere attrattivi per portare in Italia le persone che apprezzano il nostro patrimonio,
e che non lo conoscono perché noi non lo conosciamo. Quindi il nostro impegno con una operazione straordinaria di mettere a frutto il grande valore storico di questo arsenale è quello di portare il modello dell'arsenale di Venezia nel turismo costiero italiano. Ringrazio il Presidente. Quindi in chiusura, ma non per importanza chiaramente, vi leggo la lettera che ha scritto il Presidente della Regione Veneto al Presidente Acampora, che chiaramente è stato invitato ma per motivi appunto suoi di precedenti impegni non poteva essere presente, però scrive: ringraziando dell'invito mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare alla presentazione di anteprima del 12° rapporto nazionale e Focus Regione Veneto sull'economia del mare. Esprimo con la presenza la mia vicinanza ideale a questo appuntamento ricco di significati, spunti e provide riflessione. Considero anzi che la scelta di omaggiare Venezia come location prescelta testimoni meglio di qualsiasi altra parola la centralità che il Mediterraneo continua ad assumere negli orizzonti strategici, economici e politici dell'intero Paese. Quando si parla di mare, a venir menzionato è letteralmente un intero ecosistema culturale identitario. Basti pensare, oltre alla già summenzionata città lagunare, alle tante comunità che sparse lungo la penisola, in queste distese acque, vedono una proiezione naturale della propria storia e delle proprie radici. Il Veneto, d'altro canto, dal mare trae moltissimo, la pietra di paragone di questo immenso giacimento si incarna perfettamente nei numeri che le località costiere e l'intero litorale vantano anno dopo anno. Il turismo balneare è infatti la principale voce che anima la più grande industria regionale, capace di produrre da sola il 10% del PIL regionale. Non posso esimermi inoltre dal menzionare interi comparti divenuti col tempo autentici distretti, che nella pesca e nella miticoltura trovano non solo una vocazione, ma si sublimano in prodotti di indubbia eccellenza, si chiamano Cozza di Scardovari DOP e Ostrica Rosa di Scardovari. Le sfide che hanno duramente provato queste filiere, particolarmente colpite dall'emergenza del granchio blu, ci aiutano a ricordare un altro aspetto che non sempre teniamo debitamente in considerazione. Abitiamo in un mondo sempre più interconnesso, dove le crisi regionali o il repentino mutamento diventano ben presto sfide continentali. La chiave di volta per superare queste e le altre criticità risiede tutta nella visione d'insieme e nel lavoro di squadra, necessari per affrontare in maniera sistematica. Dobbiamo recuperare, in altre parole, lo slancio di lavorare in squadra, perfezionando il dialogo tanto interno quanto con i principali partner internazionali, così da rilanciare tematiche quali lo sviluppo di un futuro sempre più sostenibile. Augurando buon lavoro ai relatori e porgendo il mio benvenuto agli ospiti convenuti, concludo rivolgendo a tutti i presenti i saluti dalla Regione del Veneto e i miei più cordiali saluti. Luca Zaia. Con i saluti appunto del Presidente della Regione Veneto concludiamo questo incontro con Assonautica Italiana, con il report dell'economia del mare, e vi ricordo l'invito domani mattina a tutti i presenti. Ci troviamo alle 10 in sala Squadratori, qui all'Arsenale, per il convegno sulla transizione ecologica, energetica e digitale, alle ore 10 da domani. Grazie.